Questi cantieri, secondo quanto dice l'amministrazione, dovrebbero partire in contemporanea, quindi Voltabarozzo stazione e Rubano, ponte, anzi Busa di Vigonza, andrebbe di fatto a bloccare completamente la città. I cantieri del tram sono aperti, si lavora infatti in più punti della città ai sottoservizi. Cantieri che portano disagi soprattutto quando si toccano tratti nevralgici della viabilità cittadina, come la circonvallazione interna lungo via Gattamelata, con l'area più congestionata in assoluto tra l'intersezione con via Sografi e via Giustiniani alle spalle dell'ospedale di Padova. Non l'unica segnalazione, spiega l'associazione Norotaie. A noi come associazione Non Rotaie arrivano le notizie un po' da tutta la città, quindi Ponte di Brenta, Chiesa Nuova, Sarneola e quant'altro. Il fatto che a quest'ora, a scuole chiuse, ci sia questo traffico che è in parte giustificato da questi cantieri che sono aperti ovunque. Cantieri, ti ricordo, per i sottoservizi e non per posa rotaie, perché il progetto è ancora fermo con le 4 Frecce. Quello che ci fa specie, perché io stessa stamattina ho dovuto raggiungere Piazzale Stazione in scooter e ho messo praticamente lo stesso tempo che ci mettevo con la macchina ancora 10 anni fa. 5 km e mezzo di tracciato, 13 fermate, 2 cantieri fissi lungo il percorso da Voltabarozzo alla stazione, con altri 28 sottocantieri. L'opera, solo all'inizio, dovrebbe essere completata entro il 2026. Allora il SIR 3 permetterà di raggiungere la stazione in 18 minuti.